Ben ritrovati con noi, cari telespettatori, ben ritrovato, mi fa sempre piacere quando ci raggiunge qui in studio per le trasmissioni Riccardo Capitanio, che è in questa veste vicepresidente dell'Ascom di Padova. Buongiorno a tutti. Però ricordiamo che è presidente Federmoda Confcommercio Veneto e anche Ascom Padova, per cui ha duplice incarico e duplice veste in questa situazione. Allora, Presidente, parliamo di alcuni temi che sono purtroppo, dico purtroppo perché sono particolarmente sentiti dai nostri telespettatori dell'area del Padovano, ma tanto ormai a livello regionale si sa, ci sono altre città che soffrono tematiche sempre importanti, ci parlano di sicurezza, ma adesso lei è qui per Padova soprattutto. Padova, al di là del tema sicurezza, che magari dedicheremo un piccolo capitolo, esiste, adesso la questione di desertificazione del centro, sia dal punto di vista economico, di chi investe e compra cose nei negozi, ma anche della presenza dei negozi fisici. Incominciano ad essercene meno, insomma, e questo si vede, lo vedono anche i turisti che saltellano da un cantiere all'altro alla ricerca della foto impossibile. E lo vedono i cittadini, chi vive vorrebbe vivere la città, è così. Certo, si vede ormai è il quotidiano, negozi in svendita per chiusura, quindi abbiamo un cambio di paradigmi anche dei negozi fisici, che i negozi fisici si devono anche trasformare perché il cliente si è trasformato. A prescindere da questa premessa che è importante perché il cliente non ha più l'abitudine di acquisto di prima, non ha neanche più il pensiero di entrare in un negozio di prima, oggi vuole un negozio aggiornato, questa è la base, però la base di tutto resta comunque il centro città che non ha un piano del commercio ben determinato. Allora, cosa vuol dire piano del commercio? Allora, noi eravamo abituati, quando vedevamo le città abbastanza piene e omogenee anche come punti vendita, avevamo un piano del commercio perché avevamo delle licenze. Le licenze una volta erano depositate presso la regione e quelle c'erano, le tabelle quelle c'erano. Poi è arrivato un politico che conosciamo bene e ha deciso di liberalizzare il mercato. Da una parte bene perché potevano arrivare nuovi investimenti nelle città, ma la maggior parte che vediamo oggi è un male. Un male perché? Perché vediamo delle vie completamente che prima erano dedicate magari all'abbigliamento, dedicate ai settori della merceria, all'arredamento, insomma varie divise un po' per settore, vengono colonizzate per lo più oggi, una cosa molto semplice da aprire, ristoranti, bar, kebabari e quant'altro, che è un'attività importante che arricchisce le città, il ristorante, certo. Il food and beverage è chiamato per gli addetti ai lavori, però si rischia di avere città esclusivamente piene di ristoranti. Oggi il mix merceologico deve essere la chiave di volta. Anche perché l'altro rischio è che se ci sono i ristoranti che peraltro ben vengano, perché poi anche creano vitalità anche una certa ora, però la gente va in centro allora solo per questo e durante l'arco della giornata non ha neanche senso andare se non fare la visita monumentale, esatto. Insomma. Poi diventano talmente concorrenti tra di loro che diventano tutti semivuoti o se vogliamo dire semipieni. Quindi diventa anche una super, dall'offerta che c'è una super offerta di ristoranti quando la clientela non è così ampia. Quindi cercare di strutturare bene le città, ci vuole un piano fondamentale studiato sicuramente con la regione e calato sui comuni, un tavolo tecnico anche a livello della conferenza Stato-Regioni, quindi nazionale, che ridisegni le città. Oggi abbiamo le città che si stanno desertificando, quindi cosa vuol dire desertificare una città? Vuol dire la criminalità, vuol dire le baby gang, vuol dire la serranda spenta, la luce spenta, la serranda chiusa, quindi una situazione in cui anche gli immobili di pregio, di valore vengono abbassati come prezzo. Quindi... Ecco, però è una cosa che lascia veramente stupefatti, perché andando in altre realtà, all'estero, al di là del mondo, proprio in altri ambiti, non dico in Italia, perché in Italia è un problema che comunque a macchia di leopardo c'è, i negozi sono dappertutto. Magari non trovi bar come da noi, magari non trovi la pasticceria, la gelateria, il ristorante, perché si va a zone di ristoranti come su tutto l'estero, ma i negozi sono dappertutto. Da noi invece al contrario, al di là delle grandi catene, che poi vendono tutte le stesse cose, ma che la trovi lo stesso prodotto con la stessa vetrina qui come a Hong Kong, insomma mi
un sorriso, uno non va a comprare una cosa che trova sotto casa, che deve portarsi in valigia, parlo del turista, appeso in aereo e tutto, la compra a casa, a questo punto può anche cambiarla. Non c'è questa originalità di prodotto e oltretutto mancano questi benedetti. Perché all'estero riescono, qui invece no? Perché in Italia è permesso di aprire qualsiasi tipo di attività senza nessuna licenza. Questo è il problema di base e questo è quello che abbiamo creato. Cioè vuol dire che se io chiudo un negozio dovrebbe aprirsi un altro negozio e non un bar, faccio l'esempio. Sono contingentati le attività per avere un'omogeneità, perché troviamo anche a Roma, città importantissima, dove c'è solo ristorazione data, per carità, a indiani che fanno la pizza al taglio, basta camminare, souvenir gestiti completamente da indiani, e vediamo niente, non siamo contro gli extracomunitari perché ormai fanno parte della comunità. Il problema è che la via non diventa più una via attrattiva, diventa una via che è morta. A Padova abbiamo avuto una piccola trasformazione tra negozi e garage ancora qualche anno fa, che siamo riusciti un po' a fermare. Oggi abbiamo il problema dei negozi che non sono organizzati. Poi Padova abbiamo un problema anche di arrivo nel centro città, oggi abbiamo un problema di tram che è impressionante, che stiamo pagando. Che voi avete, e che aggiorniamo un po' i telespettatori che non ne sono a conoscenza. Voi avete interpellato più volte, lei col Presidente, rappresentando tutta la categoria, l'amministrazione, sui tempi, no? Con il mio Presidente Bertin siamo sempre sul pezzo per cercare anche di trovare dei compromessi tra i cantieri e i negozi. Oggi diciamo sempre, e ci piace anche evidenziarlo, che il tram è stato pagato dalla Comunità Europea, ma i primi siamo stati noi commercianti a pagare il tram, perché le nostre attività oggi stanno valendo meno, che domani valgano di più, perché è questo che ci fanno capire. Il problema è resistere fino a domani. Oggi avevamo bisogno di un tavolo prima dei lavori per capire come suddividere la città e per creare meno danni possibili. Invece oggi anche noi dell'Ascom ci svegliamo e ci troviamo un cantiere. Quindi, ecco, in modo particolare ci sono dei territori che soffrono di più. Avete avuto delle riunioni a Ponte di Brenta per esempio, perché cos'è la criticità di questa zona e quali altre sono un po'... A Ponte di Brenta hanno solo chiuso la via principale senza nessun passaggio, quindi dico solo per essere ironico, quindi è stata una chiusura importante, vuol dire fatturare quasi zero. Quindi di fatto non riescono a... ci sono i cartelli che portano alle attività, ma è stata fatta anche da noi come test per arrivare alle attività, è un labirinto che uno svincola e va da un'altra parte. Qui si tratta di pagare degli affitti, di pagare del personale e avere zero di incassi. Quindi è molto difficile. Se la ristorazione è una delle attività che va bene, meglio questi aperti che vedere negozi chiusi. Ah sì, noi non siamo contrari alla ristorazione ed è solo che dobbiamo anche su 50 negozi in una piazza fare 50 ristorazioni, vuol dire che non possono andare bene tutte, dobbiamo calmierare, nel senso cercare di trovare un mix oppure un'offerta diversa, però è certo che noi la ristorazione in cui noi rappresentiamo fortemente è un'attività importante che ha avuto un successo dopo post-Covid importantissimo e anche una trasformazione. Certo, cerchiamo di tenere vive tutto il giorno le città con un mix merceologico giusto. Ecco, quanto è importante a questo punto creare dei rapporti con le amministrazioni, cioè un dialogo, e che tipo di risposta dovrebbe dare? Perché cosa vi aspettate a questo punto voi? Da parte di chi poi? Noi più che le risposte, perché le risposte sono difficili da dare, cerchiamo di una condivisione. Una condivisione con tutti, ma anche non solo Padova, adesso noi parliamo sempre di Padova, però anche di tutte le città medie, i paesi, cerchiamo sempre dall'ufficio commercio, dal sindaco stesso, una condivisione dei progetti per riuscire magari a dare qualche spunto migliorativo o solo anche per dare una consulenza, visto che abbiamo quest'anno 80 anni di storia come Confcommercio, quindi un po' di esperienza ce l'abbiamo. Assolutamente sì. E concretamente i lavori quando dovrebbero avere un termine, perché poi i finanziamenti del PNRR hanno una scadenza, no? Cioè i lavori devono essere terminati entro un tot. Voi che tipo di
Noi vorremmo, certo, noi non possiamo dare la scadenza perché ovviamente ci sono dei tempi tecnici che avrà organizzato il Comune. Ma voi non li conoscete? Noi dovremmo essere, entro fine di quest'anno, il grosso dovrebbe essere finito. E poi comunque sicuramente poi mancano tutta la parte aerea dell'impianto, quindi sicuramente ci saranno altri disagi, ormai ce lo mettiamo via, perché è una infrastruttura che forse è stata fatta anche troppo tardi, servirà alla città, servirà ai nuovi giovani che prendono sempre meno la patente, perché c'è un disinteresse dell'auto e prenderanno sempre più i mezzi pubblici. Quindi per noi è sicuramente una miglioria della città, un plus, però il viaggio per arrivare a questa miglioria è un viaggio molto difficile. E che le chiedo perché lei ha parlato appunto di Padova, città dintorni eccetera, poi per carità c'è la competenza Veneto, però sto pensando a un tram lo stanno facendo anche a Bologna. E anche a Bologna spezzano a metà una via praticamente, perché se sei da una parte, sei da quella parte, sei dei portici, se sei dall'altra, dipende, sono con la via principale, insomma quella che porta in piazza. Lì hanno avuto, Samicas hanno avuto uguali disagi, è comunque accessibile, c'è il problema che non puoi fare zig zag correndo da un negozio all'altro come facevi prima, devi pianificare o fare prima un'andata poi un ritorno. C'è stata una condivisione dei progetti con un adattamento dei cantieri in base un po' cercando alle esigenze del commercio, quindi c'è stata una collaborazione maggiore su Bologna, di cui noi siamo ben attivi come Confcommercio di Bologna, cosa che qua noi lamentiamo. Che qui quindi non c'è stata. Ecco, non c'è stata. Perché infatti Bologna pullula di gente. La condivisione non è facile, è una cosa molto difficile perché vuol dire far sentire, cioè ascoltare anche altre persone. Noi siamo sempre disponibili tutti i giorni col Presidente Bertine, siamo sempre ad ascoltare le lamentele dei nostri soci e non del commercio, dei disagi del tram. Poi abbiamo un'altra parte di disagio che è i parcheggi della città, che sembrano quasi, sembra quasi il divieto dei mezzi, ma il cliente che va a fare acquisti, che rende ricche le nostre città, che rende le attività sostenibili, è un cliente che va in macchina, è un cliente che va con l'auto, con la famiglia, non è un cliente che monta in monopattino o monta nelle biciclette elettriche, va in macchina. Ma neanche in bici normale, perché poi magari se ha una certa età è meglio che non ci vada in bici normale. Sappiamo dell'utilità del tram, ma che costi per noi esercenti. Quelli che sopravviveranno saranno forse fortunati, ma gli altri, ho 65 anni e francamente voglio vendere il mio negozio per andare in pensione, ma grazie al tram il valore è al minimo storico. Complimenti, ora mi tocca lavorare minimo altri 5 anni sperando che riacquisisca valore, Ecco, questo è un dato di fatto, non solo per il tram ma anche per le attività storiche che stanno perdendo valore. C'è un tavolo che vogliamo aprire come Federazione Moda Italia e anche come Confcommercio per i passaggi generazionali, non solo di generazione parentale ma anche di generazione di una persona, magari un dipendente o qualcuno estraneo. E questo è un tema fondamentale per un cambio generazionale, perché se una persona a 65 anni vuole vendere l'attività la deve vendere a una persona che si fa il suo finanziamento. Se a questa persona che vuole comprare l'attività ha dei fondi, ha degli sgravi fiscali, sicuramente è un'attività che può tornare viva. Infatti questo diventa un altro capitolo molto importante, anche le modalità con cui può essere effettuato, non limitarsi appunto alla famiglia che non necessariamente ha voglia di continuare l'attività e tutto. Per lo più no. Esatto, per lo più no. Allora, torniamo su questi temi, anche il discorso appunto di parcheggio cui è accennato è importantissimo e su questo c'è una soluzione, è stato condiviso qualche progetto, qualcosa, perché se non trovano condivisione di questo puoi anche fare il tram che vuoi, ma appunto... Abbiamo solo, quello che riusciamo a prendere la prendiamo dalla stampa. Ecco, è certo che noi avevamo anche il progetto di un piazzale insurrezione interrato, ma è tabù, piazzale insurrezione non può essere toccato, va tenuto come un parcheggio per microauto a
ad un prezzo esorbitante all'ora, quindi anche disincentivante. Per quello anche la nostra proposta di chiudiamo Piazzale Insurrezione, perché alla fine non serve quasi a niente, facciamo un'altra piazza dove far vivere la città. Quindi comunque c'è un piano, abbiamo bisogno di un piano e con una visione veramente grande per trasformare Padova, perché sui cartelli vediamo il tram ridisegna la città, però la dobbiamo ridisegnare tutti assieme. Con degli urbanisti possibilmente, per darle anche una connotazione piacevole e anche di verde, e questa è una grande cosa che purtroppo manca alla città di Padova. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme.